Buonasera, benvenuti a questo che è l'ultimo incontro della serie di incontri che abbiamo realizzato assieme all'Università di Udine e al Comune di San Daniele, evidentemente nell'ottica del progetto Un patto per lo sviluppo del territorio. Un progetto che è nato su stimolo della stessa Università di Udine attraverso la dottoressa Missana, che mi ha contattato su incarico evidentemente del magnifico rettore. Col magnifico rettore abbiamo cercato di promuovere quelle che sono state le tematiche che hanno interessato questo circuito, questo primo giro di incontri che credo, anche per gli ottimi risultati di partecipazione che hanno avuto, potremmo proseguire nel corso del fine 2022 e anche dell'inizio del 2023. Abbiamo toccato tanti temi, dal turismo lento alla salute, con questo che è il tema di oggi, cioè camminate di salute. Abbiamo affiancato a dei professori dell'università anche delle esperienze locali nostre, ad esempio il professor Moss che questa sera ci racconta insomma la sua esperienza su quello che è la camminata vista in ottica di salute. Abbiamo avuto degli incontri ai quali hanno partecipato il consorzio del prosciutto di San Daniele per raccontare di progetti di questo territorio per il recupero di quello che è lo scarto delle varie produzioni, quindi in ottica di efficientare, di implementare l'economia circolare. Abbiamo parlato di turismo lento e quindi anche di ciclovie, di Will I Bike, che è l'altro soggetto che sul nostro territorio, c'è qui in sala anche il presidente dottor Ciani, sviluppa proprio questi temi di attrattività e di approccio al nostro territorio attraverso delle chiavi di lettura che sono delle più differenti. Io ringrazio di cuore la dottoressa Missana perché ci ha stimolato in questo percorso, e l'Università di Udine, in particolare il rettore e la dottoressa Scarton, perché alla fine hanno reso possibile anche la calendarizzazione di questo circuito di incontri. Devo dire che io ho partecipato a tutti gli incontri e personalmente sono rimasto arricchito di incontro in incontro, perché ho portato a casa delle conoscenze che non avevo, degli approfondimenti utili anche a quelle che sono poi le scelte dell'amministrazione in alcuni settori. E poi è stato utile perché si sono sviluppate spesso durante questi incontri delle discussioni, anche dei confronti con i partecipanti, per cui si sono abbozzate alcune idee, si è anche spostato magari la visione del problema o dell'opportunità da prospettive differenti che magari non erano le nostre. Questo ci aiuta sicuramente a crescere. Io do il benvenuto al professor Stefano Lazzer, che sarà il primo dei nostri relatori, poi al dottor Lucio Mos, che molti di voi conoscono, e al professor Alessandro Cavarappe, che chiuderà la serie di interventi. Prima dei relatori però la parola alla delegata del rettore, quindi dell'Università di Udine, la dottoressa Scarton, che ci ha accompagnato anche lei durante questi incontri in più di qualche occasione, 3 degli incontri li ha partecipati, e quindi a lei la parola per i saluti istituzionali. Corre l'obbligo anche di ringraziare tutta una serie di soggetti che hanno reso possibile questo percorso, in particolare la Fondazione Friuli, che è uno dei main sponsor e per cui è sempre vicino al territorio anche delle iniziative di San Daniele, ma in questo rapporto tra ente pubblico comune e Università degli Studi di Udine ha giocato un ruolo importante, e quindi se oggi potete ascoltare anche queste relazioni, grazie anche alla Fondazione Friuli e al presidente Giuseppe Morandini. Prego, professoressa Scartoni. Grazie. Grazie a voi presenti questa sera, sempre un pubblico numeroso e sempre attento, direi. E grazie al Comune di San Daniele, ecco, scambiamoci reciprocamente il favore per aver accolto le nostre proposte di questi interventi che cercano di intercettare necessità, temi di attualità appunto che legano e che possono legare appunto il mondo dell'università alle persone, al pubblico che ci ascolta, e quindi portare anche l'università al di fuori delle aule universitarie. Questo è uno degli scopi che ci premettiamo. Vi porto i saluti del magnifico rettore, ringrazio i relatori presenti, sono 3, quindi immagino abbiano molte cose da dirvi, lo so perché il professor Lazzer e il dottor Moschi ho già sentiti a Gemona, questa sera il new entry del professor Alessandro Cavarappe. Grazie a voi di essere qui e di guidarci in questa
camminata di salute che fa bene sicuramente al fisico, farà molto meglio per quel che mi riguarda, penso anche a livello di liberare il cervello, ecco, è una delle cose che sicuramente non è da mettere in secondo piano. Grazie a tutti e buona serata. Io mi chiamo Stefano Lazzaro, ho la fortuna di coordinare dei corsi di laurea, il corso di laurea in scienze motorie, il corso di laurea magistrale in scienze dello sport e anche quello delle attività motorie preventive adattate. Sono corsi di laurea che l'Università di Udine ha e hanno sede a Gemone del Friuli, una ridente cittadina poco lontano da San Daniele. Questa sera mi hanno detto di convincervi che camminare fa bene, non solo per consumare calorie. Allora adesso cerco nei prossimi 10-15 minuti di raccontarvi qualcosa e spero vi possa convincere a questo scopo. Innanzitutto partiamo da questa considerazione, che siamo sempre un pochino più sedentari, sempre un pochino più tranquilli, sempre un pochino più obesi. Eravamo abbastanza dei corridori, però negli ultimi 50-100 anni lo stile di vita è cambiato con numerose tecnologie che ci hanno aiutato, ma queste tecnologie ci hanno fatto rendere un pochino più sedentari. E il nostro corpo, il nostro fisico non è fatto per stare seduti, non è una macchina da star ferma, è come avere una Ferrari, metterla in garage e sperare di tirarla fuori ogni tanto e andare a fare una corsa a 200 all'ora. È impossibile, perché anche la Ferrari, pur essendo una macchina straordinaria, si fermerà. E così anche noi, siamo una Ferrari ultimo modello, straordinaria, però tenuta ferma crea un sacco di problemi. Infatti la sedentarietà rappresenta uno dei problemi principali che dà origine, diciamo che è il semino che innesca tutta una serie di patologie. Un grafico tra i 1000 che sono usciti in questi anni che dimostra come, se noi prendiamo in considerazione la poca attività fisica, cioè la sedentarietà, e chi fa attività fisica, e delle persone normopeso, sovrappeso e obese, si vede che a parità di attività fisica, cioè se anche l'obeso fa attività fisica, ha un rischio di incorrere in patologie cardiovascolari che è uguale a quello della persona normopeso, cioè l'attività fisica in qualche modo compensa l'eccesso di peso, il grasso in più che abbiamo nel nostro corpo. Dall'altra parte invece abbiamo un grafico dove ci dice che se uno fa poca attività fisica ed è normopeso, sovrappeso, obeso, il rischio aumenta, quindi l'obesità legata a poca attività fisica fa aumentare il rischio di incorrere in patologie cardiovascolari. Quindi non è tanto il livello di obesità, cioè il grasso in più, ma il fatto che la macchina non si muove. Se la macchina non si muove, i tubi che portano il carburante ai vari organi si intasano e quindi non funziona più tanto bene. Quindi è una Ferrari con qualche valvoletta che non funziona. Stessa cosa, in questo grafico si dimostra come il rischio di incorrere nella morte è in funzione dei minuti di attività fisica. Si vede una curva che chi è sedentario ha un rischio molto elevato, 1 rispetto a uno che si muove un pochino sono 400 minuti a settimana, 400 minuti a settimana. Prendiamo quello che ha meno rischio, che è qua sotto, mettiamo 600 minuti a settimana, è un'oretta meno al giorno di attività moderata. Non serve che uno si prenda un'ora per andare a fare la corsa in mezzo ai campi, ma nell'arco delle 24 ore recuperare dei minuti per muoversi. E si vede come il rischio di mortalità decresce in maniera importante. E soprattutto se noi sostituiamo un'ora di sedentarietà con un'ora di attività fisica, indipendentemente dal tipo di attività motoria che facciamo, questo riduce il rischio di mortalità in maniera molto importante. Ora, quale attività fisica? Quale attività fisica? Allora, io sono quello che fa correre la gente, ho fatto la mia carriera nella promozione dell'attività motoria e come tutte le cose dobbiamo promuovere l'attività fisica secondo una formuletta: frequenza, intensità, tempo e durata. Allora io vi racconterò un po' la storia di cosa suggerirvi per farvi muovere e cosa converrebbe fare. Allora, partiamo dalla solita classica piramide dell'attività motoria, la quale vi dice muoviamoci il più possibile. Ora non sto a fare la differenza tra i 30 e i 60 minuti al giorno. La mia idea è muoviamoci il più possibile, facendo di tutto. Non serve andare a fare la corsa e iscriversi in palestra, serve fare qualsiasi cosa, andare a fare la spesa, andare a fare l'orto, andare a fare le passeggiate, tutto quello che volete. Se poi volete migliorare le vostre capacità fisiche, allora dovete, uno, affidarvi del personale competente, laureato in scienze motorie, che può dirvi migliorare la forza, migliorare la resistenza, migliorare la mobilità articolare, eccetera, eccetera. Ma questi sono dettagli che si vedrà
in futuro se uno ha interesse a migliorare ancora di più le capacità fisiche. 2, l'altra cosa, a che intensità dobbiamo allenarci? Beh, questo è un grafichetto che vi dice quanto grasso e quanto zucchero consumiamo in funzione dell'intensità della frequenza cardiaca. Più la frequenza cardiaca è alta, più corro veloce. Più corro veloce, più utilizzo zucchero come substrato energetico, che è più facile da utilizzare, da disgregare dal mio corpo. Però c'è una certa intensità al quale ottimizzo l'utilizzo dei grassi. Ecco, io ho fatto un po' della mia carriera anche su sta storiella qua, raccontando che per dimagrire bisogna cercare di consumare il più possibile grasso quando facciamo attività fisica, ok? E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso dei gruppi di persone, li abbiamo allenati a chi ha bassa intensità, chi ha alta intensità, chi ha un metodo di allenamento che si chiama High Intensity Interval Training, che vuol dire intensità elevata, cioè con dei picchetti, facendo camminare e correre con le persone. Okay? A parità di energia consumata nel momento dell'allenamento della capacità fisica, abbiamo misurato quindi a parità di energia consumata durante l'allenamento, abbiamo visto anche cosa succedeva durante il recupero. Abbiamo visto cosa? Abbiamo visto che a parità di energia consumata tutti consumavano nelle diverse modalità di allenamento circa 500 kcal di energia, quelli che si allenavano a bassa intensità consumavano un pochino più di grasso rispetto a quegli altri. Primo messaggio, se voglio consumare grasso devo andare piano e per tanto tempo, altrimenti se vado a intensità più elevata, il mio organismo utilizza prevalentemente zucchero. Se voglio dimagrire devo camminare piano in mezzo ai campi e alle bellissime colline che ci sono qui nel San Danielese. Quindi abbiamo fatto un po' di conti, non vi tedio con tutte le tabelle, ma qui era il gruppo che aveva partecipato a un allenamento a bassa intensità, ad alta intensità e di qua con quelli con i picchetti, e abbiamo visto che chi si allenava a bassa intensità, 3 settimane, non tantissimo tempo, aveva perso 8 kg di peso e 4 kg di grasso in un centro dove le persone venivano ricoverate per 4 settimane, di cui 3 dedicate all'allenamento, seguiti da psicologi, nutrizionisti e laureati in scienze motorie. Quindi in condizioni particolari, d'accordo? Però riportiamo questo, ma anche nella realtà si può fare e si vede che se io mi alleno a bassa intensità perdo peso, tanto, 8 kg in 3 settimane, e 4 kg di grasso. Un po' meno se mi alleno ad alta intensità, ancora meno se mi alleno con la modalità con i picchetti. Quindi, primo passo, per perdere grasso vado piano, ma per tanto tempo. 2, secondo passo, vi ho detto, consumo calorie, ebbene, ma nelle calorie che consumo, l'energia da dove mi proviene? Dai grassi o dagli zuccheri? E si è visto che chi si allenava a bassa intensità, allora cosa rappresentano questi grafichetti? È il grafichetto di prima, come varia l'ossidazione dei grassi in funzione dell'intensità dell'esercizio. La curva nera è prima, la curva tratteggiata è dopo, e si vede che nell'allenamento a bassa intensità non cambiava niente, cioè l'allenamento a bassa intensità non mi migliorava gli enzimi, le vie metaboliche che inducono all'utilizzo del grasso per fornirmi l'energia per l'attività fisica. Invece l'allenamento ad alta intensità si vede che a parità di intensità di esercizio e alla fine migliorava un po' di più la capacità del nostro sistema di utilizzare il grasso come substrato energetico. Stessa cosa anche nell'allenamento intervallato. Secondo messaggio, se voglio aumentare un po' la capacità di utilizzare il grasso, devo ogni tanto aumentare anche l'intensità dell'allenamento. Ancora di più, se voglio migliorare la capacità del mio cuore, il motore, se voglio migliorare la capacità del mio motore e andare più forte, devo allenarmi ad intensità più elevate. Questa misura il VO2 massimo e la capacità aerobica della persona, cioè la cilindrata del motore che ha la persona. Se io voglio migliorare la cilindrata del motore della mia persona, se vado piano non succede niente, devo dargli qualche colpettino ogni tanto e pertanto devo allenarlo ad alta intensità oppure con l'allenamento intervallato. Questo mi consente di migliorare la cilindrata del motore della persona, quindi in funzione dell'obiettivo utilizzo la metodica di allenamento che più preferisco. Se voglio migliorare, ovvero ridurre il peso corporeo e perdere grasso corporeo, utilizzerò l'allenamento a bassa intensità, che è un po' più lungo. Se voglio migliorare la capacità di ossidare i grassi e migliorare la cilindrata del motore che ho, devo ogni tanto correre un pochino più forte, andare ad intensità più elevata. Come definisco l'intensità? Allora, nel mercato ci sono i cardiofrequenzimetri, li trovate ovunque, oppure potete utilizzare un metodo relativamente semplice. Questa scala di percezione della
della fatica, che va da 6 a 20. Perché da 6 a 20 e non da 0 a 10? Da 6 a 20 perché i ricercatori che l'hanno messa utilizzata, insomma, 6 se moltiplicate per 10 fa 60, è la frequenza cardiaca di riposo mediamente, 20 se moltiplicate per 10 fa 200, che è la frequenza cardiaca massima di persone che hanno una ventina d'anni, circa, mediamente così. Quindi va da 6 a 20 e qua se voi vi sentite all'intensità intorno all'11-12 è l'intensità ideale per bruciare il grasso. Se vi sentite ad un'intensità che invece è intorno al 13-14 è l'intensità che invece è anche un po' di più, è quella che vi consente di dire sto migliorando la cilindrata del motore. Quindi anche a percezione, da 0 a 10 che siamo più abituati, se attorno a metà è l'intensità che vi consente di bruciare il grasso, se è più alta è l'intensità che vi consente di migliorare la cilindrata. Ancora di più, se andate via in 2, se parlate tanto vuol dire che state andando all'intensità per bruciare il grasso. Se non parlate più vuol dire che state andando all'intensità per migliorare la cilindrata del motore. Ecco, senza tanti cardiofrequenzimetri possiamo arrivare a casa con un messaggio di questo tipo qua. 2. È il piacere di fare attività fisica, no? Allora c'è chi dice che vado per tanto tempo. Alle persone che avevamo proposto questa modalità di allenamento non era piaciuto tanto perché diventava noioso. Invece le persone che avevamo proposto di andare con l'allenamento dove si allenavano e ogni tanto c'era un picchetto, si cambiava un po', era più gradevole. Pertanto anche le proposte che facciamo noi devono essere anche non solo per il periodo specifico in cui li guardiamo, ci sono tutti che controllano eccetera, ma devono essere anche adattate al piacere che ha una persona di mantenere anche dopo il periodo di cura a determinati atteggiamenti. Quindi l'intensità in funzione di ciò che uno desidera fare, bruciare grasso, migliorare la cilindrata del motore. Che tipo di attività voglio fare? Vado a camminare o vado in bicicletta? Beh, se vado a camminare, questi sono 3 grafichetti che vi faccio vedere per convincervi che camminare fa bene. Primo, se vado a camminare, l'energia che consumo è questa qua, x kcal al minuto, in funzione della frequenza cardiaca. I pallini neri sono l'energia che consumo mentre vado in bicicletta, i pallini bianchi l'energia che consumo mentre vado a camminare. Si vede che alla stessa frequenza cardiaca il mio corpo consuma un pochino, non miracolo, un po' più di energia se cammino. Primo messaggio. Quindi a parità di frequenza cardiaca consumo un po' più di energia se cammino. 2. Queste sono le curve dei grassi che brucio in funzione dell'intensità dell'esercizio. A parità frequenza cardiaca ossido un pochino più di grassi al minuto, 0,5 grassi al minuto rispetto ai 0,3 circa grassi al minuto. 0,5 grammi di grasso al minuto. Non è tanta roba, Se facciamo 2 conti in croce, 0,5 per 10 minuti fa 5 grammi, per mezz'ora fa 15 grammi, in un'ora fa 30 grammi. Se devo buttare via qualche chilo, devo camminare tante ore. Questo è il secondo messaggio, ok? Con tranquillità come volete, però è così. Terzo, la sensazione di fatica l'abbiamo misurata con una sostanza che produce il nostro corpo che si chiama acido lattico. È una cosa che viene fuori quando noi corriamo a diverse intensità, più veloci siamo, più questa sostanza produciamo. Si chiama acido, già il nome fa cattiveria, più ne produciamo, più noi ci fermiamo, d'accordo? Quindi si osserva che quando io cammino i pallini bianchi e neri sono quando io vado in bicicletta, quando io vado in bicicletta a pari frequenza cardiaca produco un po' più di questo acido qua che mi dice fermati, ok? Quindi la sensazione di fatica la percepisco meno a parità di frequenza cardiaca quando vado a camminare. Perché tutte queste cose qua? Perché quando cammino consumo più energia, brucio più grassi e produco meno allattato? Perché quando io cammino mi muovo e muovo tanti muscoli. Oltre alle gambe muovo anche il tronco per mantenermi in equilibrio, le braccia perché devo mantenermi in equilibrio e quindi a parità di frequenza cardiaca sono molti muscoli che si muovono in intensità più bassa rispetto a quando vado in bicicletta e a parità di frequenza cardiaca c'ho solo le gambe che lavorano come matte e quindi i muscoletti delle gambe lavorano in intensità più alta, si stancano prima e la sensazione di fatica la percepisco prima. Ora, camminare, quando vado a camminare con una persona, l'energia che io consumo per fare 1 metro dipende sia dalla mia buona volontà, ma anche dalla velocità che ho. Se vado a camminare con la mia amorosa,
e vado un po' più piano rispetto alla velocità che vorrei andare io, consumo più energia. Se vado un po' più veloce consumo più energia. Tutti noi abbiamo una curva U dove abbiamo una velocità di camminata ideale. Ecco perché delle volte andare più piano per far felice la persona che abbiamo accanto ci fa consumare anche più energia. Altra cosa, in funzione della salita, ovviamente se andiamo in montagna consumiamo di più, se andiamo in discesa consumiamo meno energia, ma se la discesa diventa ripida, e allora anche lì vedete che la curva del dispendio energetico tende ad aumentare. Consumiamo anche in funzione del terreno dove noi camminiamo. Se andiamo a camminare nella sabbia, tutti hanno fatto una partita a calcio a pallavolo sulla sabbia, o una camminata sulla sabbia, si sa che consumiamo di più quando camminiamo sulla sabbia. Perché consumiamo di più quando camminiamo sulla sabbia? È come camminare su un materasso. Noi siamo fatti talmente bene, vi dico che abbiamo una Ferrari quando noi ci muoviamo, che nella volta plantare abbiamo una serie di muscoletti che ci fanno rimbalzare quando noi camminiamo, anche se non ce ne accorgiamo. Ok, la carichiamo nel momento dell'appoggio e nella fase di spinta mi restituisce l'energia elastica che io accumulo nella fase di appoggio. È come un elastico, poi tutta la gamba degli elastici che sono muscoli e tendini che mi fanno rimbalzare. Bene, quando camminiamo nella sabbia tutta questa energia elastica viene dispersa perché noi ci appoggiamo su un terreno morbido e questa energia viene dissipata sul terreno e dobbiamo quindi ricominciare a rimbalzare, ricominciare a fare il lavoro per spostarci avanti. Ecco perché rispetto a un terreno duro come l'asfalto, camminare sull'erba si consuma il 30% in più, camminare sulla sabbia si consuma circa l'80% in più. Quindi, se vogliamo trarre beneficio dalla camminata e indipendentemente da questo, dall'attività fisica, dobbiamo muoversi con quale frequenza? Ogni giorno, se possibile. Abbiamo visto che circa un'oretta al giorno dovremmo dedicarla a muoverci. Se vogliamo, a che intensità? Dipende da cosa vogliamo. Vogliamo perdere grasso o vogliamo migliorare la cilindrata del motore? E qui ci sono alcune indicazioni. Per quanto tempo? Se voglio perdere grasso, per tanto tempo a bassa intensità. Se voglio invece migliorare la cilindrata, posso ottimizzare l'allenamento con meno tempo. Tipo di attività, spero di avervi convinto che camminare è quella forma di movimento che è più idonea per farvi consumare di più. Virgola, qualsiasi forma di movimento piaccia va benissimo. Camminare, nuotare, andare in bicicletta, non vogliamo essere un po' sclerati, insomma, a definire una determinata cosa. Camminare è ottimale, ma qualsiasi altra forma di movimento va benissimo. Il ballo, la danza, qualsiasi altra cosa va benissimo. Questa formuletta qua va bene per camminare, ma anche per portare delle persone ultra sedentarie a raggiungere un obiettivo che è stato quello, applicando questa formuletta, portare delle persone ultra sedentarie, obese e sedentarie da anni a percorrere una mezza o una maratona. Una maratona sono 42 km, 195 metri, che abbiamo realizzato grazie alla collaborazione tra il gruppo di ricerca del corso di laurea in scienze motorie e il gruppo di professionisti, medici, infermieri dell'ospedale di Gemona, in particolare della medicina dello sport, che ha sviluppato una collaborazione con l'università e da anni stiamo lavorando assieme e abbiamo concluso poche settimane fa questo progetto che si chiama Correre per la Salute, dall'obesità fino alla maratona, e vi lascio andare con questa immagine che dura 5 minuti. Oggi mi sento combattivo, curioso, carico. Il progetto nasce in seguito alle conoscenze raccolte in diversi anni di ricerca scientifica in ambito motorio, particolarmente rivolte ai soggetti obesi, e vuole dimostrare come la collaborazione tra i professionisti del movimento, quali il laureato in scienze motorie, il medico dello sport o il cardiologo, e anche la collaborazione con dei nutrizionisti, possa costruire dei programmi personalizzati ad hoc per le persone obese per permettergli e quindi di raggiungere obiettivi straordinari, come ad esempio dopo un anno di allenamento, il traguardo di una maratona di 42 km e 195 metri. Questo progetto mi ha dato la possibilità di riprendere a fare attività fisica dopo 10 anni di totale inattività. Dopo una prima partenza che ha fatto emergere dopo qualche tempo alcuni problemi cardiaci che sono rientrati, mi ha permesso di continuare ad avere costanza negli allenamenti, monitoraggio e soprattutto degli allenamenti specifici e studiati,
che mi hanno fatto ritrovare il piacere dello stare all'aria aperta e del correre anche con i miei bimbi in bicicletta. Innanzitutto non bisogna dimenticare che l'obesità è una patologia vera. È una malattia che si accompagna inesorabilmente ad altre patologie come il diabete e le malattie cardiovascolari, che hanno dei costi sociali e umani estremamente elevati. Queste persone si sono rese conto della loro situazione, per cui attraverso il nostro aiuto e attraverso soprattutto la loro determinazione e impegno hanno modificato i loro stili di vita allontanandosi dalla malattia, migliorando la qualità di vita e producendo benessere, non soltanto per loro, ma anche per le loro famiglie e per la comunità nella quale vivono. Poco più di un anno fa ero a casa con il Covid dopo che 6 mesi prima mi ero infortunato. Poi sul giornale ho letto di questo progetto dell'università e ho detto questa è la mia svolta. E così è stato. Eccoci qua dopo un anno con 20 kg in meno, tanta voglia di correre e di fare del bene. Nel progetto Run for Health abbiamo coinvolto persone con obesità di primo e secondo grado che prima dell'inizio dello studio presentavano livelli medio-bassi di attività fisica o erano corridori amatoriali ma fermi da un paio d'anni prima dello studio. Nel progetto abbiamo utilizzato 2 metodi di allenamento confrontati tra di loro. Il primo prevedeva l'80% di allenamento a bassa intensità, il 20% ad alta intensità, chiamato allenamento polarizzato nel mondo della corsa. Il secondo metodo invece prevedeva il 60% di lavoro a bassa intensità e il 40% a medio-alta intensità, messo a punto da una ricercatrice francese chiamata Véronique Billat. Alla fine del percorso i partecipanti di entrambi i gruppi hanno perso peso, in particolare hanno perso massa grassa, hanno migliorato le loro capacità fisiche e la loro qualità di vita. Arrivando da un allenamento amatoriale a un allenamento scientifico, le mie principali difficoltà sono state 2. Una è stata mantenere i ritmi, soprattutto quelli lenti, mentre l'altra difficoltà è stata preservarmi dagli infortuni con l'aumento del chilometraggio. Un altro aspetto molto importante che abbiamo considerato è stato quello alimentare. Abbiamo fornito ai partecipanti consigli su come ottimizzare gli effetti dell'allenamento modificando le proprie abitudini alimentari. Oggi abbiamo di fronte a noi persone più consapevoli di quanto sia importante mangiare bene e mantenersi attivi, affidandosi alla guida di professionisti esperti. Dopo 8 mesi di allenamento era ora di fare questa gara e non vediamo l'ora. Mattia ha fatto un grande lavoro per seguirci. È stata un'ottima occasione per mettersi alla prova e adesso siamo pronti per questa esperienza e vediamo di portare a casa il risultato migliore possibile. Noi come Atletica Buia ci siamo interessati e anche incuriositi. Il nostro vicepresidente è uno degli atleti che vengono presi in esame. Ho superato i miei limiti. Ho appena concluso questo fantastico viaggio. Io sono orgogliosissimo di me. Ne valsa la pena. Eccoci, io vi ringrazio per l'attenzione, spero di avervi convinto che muoversi tutto sommato fa bene, dai, questo era il messaggio. Grazie ancora. Il professor Lazzer ci ha detto prima di una Ferrari. Siamo una Ferrari che ha un motore. Questo motore è il cuore, perché prima parlava di carburante che deve arrivare ai muscoli e tutto il resto, e il motore è questo cuore. Cosa succede però? Il cuore anche lui deve essere nutrito, deve arrivargli del carburante, e questo carburante arriva tramite le coronarie, che sono le arterie che portano il sangue al cuore, che però possono ostruirsi, e la maggior parte delle malattie cardiache, la maggior parte delle cause di morte è dovuta a un'occlusione dell'arteria, che avviene gradualmente,
c'è un qualcosa che rovina la parete dell'arteria. All'interno di questa parete dell'arteria, adesso lo dico in maniera molto semplice, entrano delle molecole di grasso, si crea un'infiammazione che si ingrossa sempre di più, portando via spazio al lume, al passaggio del sangue. Se poi l'endotelio si rompe, si può formare una placca che è quella che occlude e dà l'infarto, che è la cosa che dobbiamo evitare. Non c'è un qualcosa che causa, uno ha il Covid, c'è un virus che dici è il Covid che l'ha causato. L'arteriosclerosi, la malattia cardiovascolare, che è la causa più frequente di malattia cardiovascolare, non ha una causa. Ha tanti fattori di rischio. Fattori di rischio sono condizioni che predicono che quel soggetto potrà avere un infarto, potrà avere la chiusura dell'arteria, come vi ho detto adesso. Quali sono questi fattori di rischio? Sono gli stili di vita, una dieta ipercalorica ricca di acidi grassi, saturi, colesterolo, il fumo, il consumo eccessivo di alto, la sedentarietà. La sedentarietà è stato messo da poco come fattore, riconosciuto non da tanto tempo, non da poco, insomma, non da tanto tempo come fattore di rischio. E poi ci sono dei fattori di rischio naturalmente che sono modificabili, che li trovate scritti lì, che si possono abbassare tramite cure o tramite attività fisica, e fattori di rischio non modificabili. Se i maschi si ammalano di più delle donne, più avanti va l'età, più facile avere l'arteriosclerosi, e la storia, i nostri genitori, la genetica non possiamo chiaramente cambiarla. La pressione è uno dei più importanti fattori di rischio. Vi ricordo soltanto una cosa, insomma, una roba che si chiede sempre, ancora gira la diapositiva, la mostro per quello, perché ancora gira tante volte, soprattutto le persone più anziane, la pressione, io ho i 170 di pressione, i 70 anni sono a questo. Non è così. Pressione normale sotto i 140-90 in ambulatorio del medico. A casa deve essere sotto i 135-85 nella maggior parte delle volte che la misurate. Questi fattori di rischio possono causare, quando poi si sommano uno con l'altro, hanno un effetto deleterio, perché qui vedete quanti sono diciamo così, eventi, infarti, emorragie, ictus, emorragie cerebrali, eccetera, abbiamo per 100 pazienti per anno. Se abbiamo il colesterolo basso e la pressione bassa, abbiamo 0,1. Se però cominciamo ad andare su col colesterolo e andare su con la pressione, abbiamo 0,6, 5-6 volte di più il rischio che abbiamo normalmente. Un fattore di rischio si somma all'altro e 1 più 1 non fa 2. Se uno ha la pressione alta e anche il colesterolo alto, non è che abbia il doppio di non averli, di più. Se poi ci fuma ancora sopra, ancora di più e avanti di questo passo. Per cui, cosa facciamo noi medici? Noi cerchiamo di fare in modo che, ad esempio, prendiamo la cosa più semplice che è la pressione. Se noi abbiamo una pressione di 120 tra 60 e 69 anni, una pressione di 120 di massima, abbiamo un rischio verde che è un rischio basso tra 5 e il 10% di andare incontro a un anno. Ma se noi andiamo a 180, questo rischio va sopra il 20-30%, 1 su 3 va incontro a un evento nei prossimi anni. Noi abbassiamo la pressione, riportiamo questo soggetto che era qua nel rosso, lo riportiamo sul verde. Questo in parole molto povere. Questo l'ha già mostrata prima Lazer, noi siamo nati per correre, non lo facciamo più. Per questo tutte le linee guida dei medici, i medici noi seguiamo delle linee guida, dicono che l'attività fisica è uno dei fattori principali per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Classe 1A vuol dire che è indiscutibile, è dimostrato da tutti, riconosciuuto da tutti. Questo è uno studio che avevamo fatto noi tanti anni fa, qua ci sono anche qualche soggetto che ho visto prima. Questo è uno studio che abbiamo cominciato quando sono arrivato a San Daniele, nel 90. Avevamo preso dei soggetti che avevano un'ipertensione che una volta si chiamava borderline, adesso siamo sui valori di pressione sotto i 100 di minima e sopra i 140 di massima, ma non tanto alta.
quella volta si diceva decidiamo se bisogna dargli quella cura o no, e li abbiamo seguiti negli anni. Quelli che facevano esercizio hanno avuto molto meno eventi e non hanno sviluppato meno ipertensione degli altri. Quella volta si diceva anche questo è sempre fatto su uno studio fatto qui a San Daniele insieme a Padova, ma la maggior parte dei pazienti li abbiamo fatti noi. Quella volta si diceva sì, però siccome il cuore dell'atleta è più grosso, siccome il cuore dell'iperteso è più grosso, se un iperteso fa sport gli diventa il cuore ancora più grosso, ipertrofia ventricolare sinistra. Invece abbiamo visto, seguendo questi pazienti per anni, che mentre nei sedentari c'è stato un aumento del peso del loro cuore, che viene calcolato con l'ecografia, negli atleti non c'è stato nessun aumento di peso e più esercizio facevano, meno il cuore cresceva di peso, a dimostrare la protezione fatta dall'esercizio fisico. Quindi si è detto, le linee guida dicono che l'esercizio può essere visto come una pillola che va presa, come la medicina. Fare esercizio, come vi diceva prima il professor Lazer, corrisponde a prendere una medicina per la pressione. È chiaro che è molto più facile prendere la medicina che prendere su e andare a correre. Anche qui, vedete, sono vari studi, ma vado avanti perché sono cose che abbiamo già detto. Quanto esercizio fare? Un po' di cose ve le ha dette il professor Lazer. Qui abbiamo questa diapositiva, vedete che un esercizio troppo lieve non ci porta grandi benefici per quanto riguarda l'attività, i benefici cardiovascolari. Un esercizio moderato porta dei buoni benefici, un esercizio estremo non porta più quei benefici che porta l'esercizio moderato, a meno che uno non sia un atleta che allora lo fa per allenamento, eccetera. Questo sto parlando di persone non di atleti, stiamo parlando della popolazione generale. Il tutto è stato rovinato, è stato esagerato dal Covid. Il Covid ci ha fatto stare a casa i nostri figli, ha fatto stare a casa i bambini, ha fatto stare a casa tutti. E questo, la pandemia praticamente ha ancora peggiorato il fatto di non fare esercizio. Quando ci muoviamo, quando facciamo le varie cose che noi facciamo, cosa consumiamo? E il consumo che noi facciamo, il consumo energetico che noi abbiamo, il lavoro che noi facciamo viene misurato in METS. Se noi stiamo in una stanza con temperatura perfetta, senza far niente, fermi, consumiamo un MET. Quello è quello che si consuma stando fermi, perché naturalmente il nostro organismo consuma quando siamo fermi. Abbiamo una temperatura a 37 gradi, deve scaldarci. Il cuore sta lavorando, deve consumare qualche cosa. Un MET. Andando avanti, facendo le varie cose, voi vedete che ad esempio suonando il piano abbiamo 2,5 MET, andiamo avanti facendo varie attività con lo squash, o con anche il jogging ma a velocità sostenuta di 1 miglio in 10 minuti, una velocità sostenuta, arriviamo a 12 METs. E questo abbiamo anche una misura di come facciamo l'esercizio. Naturalmente dobbiamo raccomandare a tutti però di cominciare attività fisica gradualmente, perché cominciarla tutto in un colpo può far male. Questo vedete è un esempio, questo è un tracciato di una pressione misurata all'interno dell'arteria con un ago, particolare che misura battito per battito. Questo ciclista parte con un rapporto duro e vediamo che ha valori di pressione altissimi subito appena dopo partito. Poi molto di più di quando ad esempio va su in salita o quando fa lo sprint finale. Quindi bisogna evitare questo brusco aumento pressorio può fare danni sul cuore. E anche le attività atmosferiche, le condizioni atmosferiche. Questo ha pedalato, qui era nella Val d'Arzino, pedalava, vedete anche andando sui tornanti, niente. Girando la curva è arrivato un vento freddo, non era tanto il vento quanto il freddo, che la pressione è salita di colpo. Dobbiamo tenere conto di tutte queste cose qua, che quando facciamo esercizio fisico, soprattutto se abbiamo delle malattie sottostanti. Non mi fermo sul fatto che il camminare sia una delle cose preferite, perché ve l'ha già spiegato il professor Lazer,
quello che dobbiamo combattere è la sedentarietà. Muovetevi, non importa questo o quell'altro, bisogna cercare di muovervi. Perché? Perché la sedentarietà, il fatto di stare a lungo seduti, prova degli effetti vascolari sul sistema nervoso autonomo e degli effetti metabolici, tutti negativi, che vanno a finire che provocano un'infiammazione che può portare a ipertensione e a infiammazione di tutte del letto vascolare e provocare danni vascolari e quindi a tutte le complicanze. C'è stata anche la proposta in alcuni posti, fatta sia per risparmiare sia per muovere la gente, bisognerebbe muoversi almeno ogni 20 minuti, cioè alzarsi e muoversi quando si è seduti. E ci sono degli uffici che hanno messo una stampante unica nel corridoio per obbligare la gente a muoversi ogni tanto, andare a prendere la cosa. È vero che hanno risparmiato tutte le altre stampanti e l'hanno fatto per quel motivo, però è una cosa che è stata fatta. Stare davanti, il numero di ore davanti alla televisione è correlato alle cause di mortalità. Quanto esercizio? C'è la regola FIT, frequenza, intensità e tempo. Frequenza più volte che potete, almeno 3 volte a settimana. Intensità è la moderata intensità, vi ha già detto prima il professor Lazzer cosa si intende per moderata intensità. Tempo, almeno mezz'oretta, 30-60 minuti, o si può anche dividere in pezzi di 10 minuti durante la giornata. Il tipo di esercizio, abbiamo detto, tipo di esercizio in cui ci si muove, in cui va bene il ciclismo, va bene il muoversi, la camminata rimane una delle cose più facili da fare. Cioè, nonostante tutti sappiamo tutte queste cose qua, però la maggior parte degli italiani è sedentaria. Le scuse sono sempre quelle: occupato, sono stanco, è tardi, non hai voe, eccetera. Per quello nel 2011 ci siamo detti in ospedale, anche col dottor Graniero, ci siamo detti: ma perché non andiamo noi diciamo a tutti di andare a camminare, perché non andiamo noi a camminare con loro? E abbiamo organizzato qui nella zona queste camminate che hanno avuto un successo, perché poi abbiamo continuato negli anni successivi e abbiamo raggiunto anche più di 100 persone durante una camminata. Poi sono nati tantissimi gruppi di cammino nella zona che hanno, non dico copiato, che anche di persone che prima venivano con noi poi si organizzavano per conto loro, perché chiaramente noi avevamo un orario che era alle 6 di sera, che poteva andare bene o non poteva andare bene a tutti. L'obiettivo è quello di fare 10.000 passi al giorno. Avevamo misurato quando facevamo le camminate, non c'erano ancora quella volta le applicazioni sul telefono, avevamo dato dei contapassi alle persone e abbiamo visto che le persone che venivano a fare le camminate superavano spesso i 10.000 passi al giorno durante tutta la settimana, mentre le persone, il gruppo di controllo cosiddetto che non veniva a camminare, rimaneva ben sotto questo limite. Come vi dicevo prima, questa è una delle prime camminate, eravamo più di un centinaio di persone. La Regione a questo punto ha fatto un progetto, la Regione e l'ANCE hanno fatto un progetto, che questo l'abbiamo presentato al congresso di Chicago Lifestyle recentemente, i primi di marzo, perché è un progetto che è in Friuli Venezia Giulia, ha interessato i comuni che vedete qui. Per facilitare, per dire alle persone dove possono andare, siccome viviamo anche in una zona bella, è una zona che permette di fare attività fisica, ogni comune ha fatto dei percorsi. Lì vedete il percorso del lago, che a San Daniele, bisogna dire la verità, c'era già, ma è stato strutturato un po' meglio. Ogni comune, di tutti quelli che vi ho detto, fa un percorso dove c'è un punto di partenza, qui è un anello, il punto di partenza è lo stesso del punto di arrivo, altri posti c'è un punto di partenza e un punto di arrivo, ma la gente quando va a camminare lì sa il dislivello, conosce la lunghezza, sa le difficoltà che si possono trovare. Sono tutti percorsi che la maggior parte delle persone possono fare. E oltre a questo, il professor Lazzer ha organizzato dei corsi per accompagnatori, per cui la gente, purtroppo tutto è stato rallentato molto dal Covid, ma questa roba ripartirà sicuramente il mese di settembre. Ci saranno degli accompagnatori che nei vari comuni
accompagneranno la gente e, essendo degli accompagnatori generalmente o laureandi o già specialisti in scienze motorie, faranno fare un po' di ginnastica alle varie persone come facevamo noi, come avevamo cominciato a fare noi anche anni fa. Abbiamo 59 percorsi sono stati fatti ed c'è stato molto interesse su questo progetto anche da parte di altre regioni. Naturalmente il progetto è seguito anche da un punto di vista statistico dall'Università di Udine e ha creato interesse anche nelle regioni confinanti e probabilmente andrà avanti anche con le regioni non finite. Qui vedete Lignano e quindi è un modo di dire alla gente: vai a correre qui, vai a camminare qui, è un posto sicuro e ti sai già prima quali sono le difficoltà e puoi vedere tutte le bellezze del nostro territorio. Una cosa, facendo queste camminate, che mi aveva stupito fin dall'inizio, c'era più di qualcuno che diceva, le facevamo qui intorno, noi nella zona collinare e basta: dottor, io non avrei mai immaginato che chi da ogni chiesa era in poi scusibiei. Ma non da gente anche di una certa età, della mia età, che non sapevano che c'erano queste cose, e noi tante volte facciamo tanti chilometri e poi abbiamo delle cose belle qui che non abbiamo mai visto. Abbiamo tutti gli studi che dimostrano che l'attività fisica fa bene, però pochi la fanno e molti iniziano e abbandonano l'attività. E soprattutto i malati, quelli che traggono più vantaggio dall'attività fisica. Per cui l'azienda sanitaria ha iniziato. Cosa ha fatto? Ha detto: bisogna fare un ambulatorio, cosa copiata anche da altre parti, che è la prescrizione e somministrazione dell'esercizio fisico nel malato cronico. Prima vi ho detto che va preso come una pillola, come una medicina, e la medicina ha bisogno di dosi, 10 mg, una volta, 2 volte al giorno, e per quanto tempo. E l'azienda ha messo su questo ambulatorio per la somministrazione dell'esercizio fisico, che però interessa anche le altre zone intorno, non soltanto Gemona. È stato creato a Gemona perché c'erano gli spazi strutturali che si erano liberati con la riconversione dell'ospedale. Con tutti quelli che hanno queste patologie possono accedere all'ambulatorio per l'esercizio fisico. Ultimamente c'è stata molta gente che ha il post-Covid, sapete che il Covid crea alla lunga può creare vari problemi di questa sindrome del post-Covid, adesso c'è anche quella. C'è ancora quella richiesta del medico di famiglia, non è partito ma partirà probabilmente in settembre. Un medico specialista ci invia questi pazienti presso questo centro che abbiamo costruito a Gemona. Prima cosa che fanno questi pazienti è un test cardiopolmonare, non è il test normale, è un test molto raffinato che misura sia l'attività cardiaca sia l'attività polmonare. E facendo un test personalizzato si capisce quelle che sono le capacità di questo individuo, la capacità. Poi vengono fatti dei test di forza e di flessibilità dai laureati in scienze motorie, perché è inutile far fare delle flessioni o degli esercizi a uno che magari ha delle patologie che potrebbe non farle, e in cui anche queste vanno dosate, perché il peso che posso alzare io è diverso dal peso magari di una persona che sta male o che pesa 30 kg meno di me. Ed è ampiamente dimostrato che bisogna arrivare al 60-75% della capacità aerobica massima, come ci diceva prima il professor Lazzer, per lavorare bene, per far lavorare bene questa Ferrari che vogliamo allenare. Se andiamo troppo, corriamo anche dei rischi, soprattutto nei malati. Se facciamo meno, non abbiamo quel beneficio che ci aspettiamo. Il medico sportivo fa la ricetta e dice: tu devi fare così, così, così. Questo, e scrive tutto quello che deve fare questo soggetto. Come una medicina, lui dà la medicina, chi la somministra? La somministra al laureato in scienze motorie, che segue questi pazienti personalmente, uno alla volta, e gli fa fare vari esercizi sul treadmill e anche in palestra con i pesi, eccetera, con le macchine, eccetera. Non rimangono sempre lì questi pazienti, rimangono lì, imparano quello che devono fare, vanno a casa con la loro ricetta, con il loro percorso di esercizi che devono fare, poi vengono mandati sulle palestre territoriali.
palestre che ci sono anche a San Daniele, palestre che sono state cosiddette le palestre più sicure, perché hanno lo scopo di monitorare questo esercizio fisico prescritto dal medico e devono avere naturalmente del personale formato, perché se no non viene garantita la qualità, devono avere tutti i criteri di sicurezza che ci devono essere per poter fare l'esercizio. In più, adesso l'ultima novità è che nel parco di Gemona è stato creato un percorso dove questi soggetti di varie parti della regione arrivano, fanno esercizio fisico sotto il controllo del laureato in scienze motorie. C'è una palestra vera e propria, tutto in acciaio inossidabile, all'aperto fuori, con le macchine fuori, per cui facciamo l'esercizio anche fuori. Qui vedete non c'erano le foglie e quindi si comincia a farlo anche abbastanza, si può cominciare anche abbastanza presto. Adesso è tutto all'ombra e quindi va molto bene per fare questa attività. Viene tutto fatto in sicurezza e ogni paziente ha la sua frequenza cardiaca, ogni paziente è monitorato. E qua vedete 52, questo sta andando al 52% della sua frequenza cardiaca, appena partito probabilmente il laureato in scienze motorie gli dirà tu devi correre un po' di più, tu stai andando di più, corri un po' di meno, eccetera, per cui vengono monitorati e gli viene indicato sulla base di quello, hanno un trasmettitore che trasmette quei dati. Tutti fanno alcune sedute di allenamento controllato presso la sede, hanno un cardiofrequenzimetro, poi ricevono istruzioni per gli esercizi a domicilio e vanno verso le palestre più sicure. C'è un lavoro grosso che hanno fatto il professor Lazzer con tutti i suoi ragazzi, li chiamo io ragazzi perché sono tutti giovanissimi, con tutti i suoi ragazzi che ha trasformato un'app della Polar, hanno fatto delle particolari app col computer che sono particolarmente interessanti perché così non scappa più nessuno. Questo è il soggetto va a casa, fa i suoi allenamenti eccetera, con l'app del telefonino, arriva quando ha fatto l'allenamento, arriva sul computer di Gemona del laureato quanto ha fatto, che percorso ha fatto, quante calorie ha consumato, eccetera, e quante volte è andato. Questo è stato particolarmente bravo, vedete che è andato quasi ogni giorno a fare allenamento. Se non va, gli si telefona e dice, ti ricordi, come dire, non sei dimenticato di prendere la pastiglia, cerca di prenderla. E vengono controllati in modo molto preciso e vengono arrivate tutte le frequenze, la minima, la massima frequenza, viene addirittura fatto vedere il percorso che il soggetto fa su Google Maps, insomma praticamente. Questo invece era un soggetto che abitava molto con una serissima, con una seria patologia trivascolare cardiaca, e vedete qui, questo è l'andamento della frequenza cardiaca. Quando va su troppo, qui è andato su troppo, gli si dice sei andato su troppo, tu non devi superare quella frequenza cardiaca e può essere corretto quello che sta facendo. È vero che uno non è più in palestra, ma è seguito come fosse in palestra anche quando va a casa. Naturalmente la cosa ci vuole un po' di impegno anche da parte dei pazienti, ma il fatto di sentirsi seguiti, di essere seguiti e di stare soprattutto meglio, ci sono tantissime persone che ti dicono che stanno meglio, che hanno cambiato vita, li spinge a continuare. Grazie. Buonasera a tutti, ringrazio il signor Sindaco di San Daniele per il cortese invito in questo bellissimo posto e l'Università di Udine naturalmente nella persona della professoressa Scarton. Allora, mi presento, sono Alessandro Cavarape, lavoro ormai da tanto presso la clinica medica all'Università di Udine, sono un internista, sono anche un geriatra, dirigo la scuola di specializzazione in geriatria qui dell'Università. Quello di cui vi parlerò questa sera è un tema un po' diverso, che si discosta un po' da quelli che avete sentito ora, è un po' più teorico, ma in fondo gli universitari sono famosi anche per questo, quindi cerchiamo di fare anche un discorso che possa essere utile a tutti per degli spunti di riflessione che sicuramente in questo
campo sono molto importanti. Innanzitutto oggi si parla molto di malattie croniche non trasmissibili. Cosa vuol dire non trasmissibili? A differenza della malattia infettiva come il Covid, le malattie croniche non si trasmettono, però sono le malattie più importanti, quelle per cui ci si ammala di più, quelle per cui si muore di più. Sono le malattie cardiovascolari, i tumori, le malattie respiratorie croniche come la bronchite cronica ostruttiva, l'enfisema, il diabete, l'obesità. Bene, queste malattie sono la prima causa di morte, di mortalità e di invalidità. Non si trasmettono, ma sono malattie di lunga durata. Cominciano in età giovanile, a volte cominciano addirittura in età infantile e si manifestano dopo molti anni. Sono importanti per queste malattie fattori genetici, ma sono tanto importanti gli stili di vita e i fattori di rischio. Fattori di rischio che sono modificabili, cioè noi li possiamo modificare, possiamo migliorare il nostro comportamento, abbassare la glicemia, se fumiamo, abolire il fumo, ridurre la pressione arteriosa come abbiamo visto. E certamente è importante intervenire sui fattori di rischio perché l'80% di tutti i casi di malattie croniche cardiovascolari, di ictus, di diabete di tipo 2 e il 30% dei tumori in realtà si sa che sono prevenibili. Non sono trasmissibili, ma sono prevenibili. Com'è cambiato il mondo negli ultimi 30 anni? Beh, vediamo che mentre le malattie cosiddette non trasmissibili erano circa il 57% nel 1990 e poi c'era un 33% di malattie invece trasmissibili, quali malattie infettive, malattie materno-fetali, neonatali, nutrizionali, si è visto che nel giro di meno di 30 anni le malattie non trasmissibili passano dal 57% al 72%, quindi aumentano molto, aumentano sempre di più e aumenteranno sempre di più. Come a dire che di malattie infettive la cura la conosciamo, si possono curare queste malattie e invece si stanno espandendo tantissimo queste malattie cosiddette non trasmissibili, su cui si parla tantissimo, quali sono le cardiopatie, l'ictus, i tumori, i disturbi respiratori cronici, il diabete, lo vedete a destra, ma vedete quali sono i spesso comuni fattori che li condizionano, che vanno dai fattori ambientali, socioculturali, tipo la globalizzazione, l'inurbamento della popolazione, la fuga dalle campagne e il concentramento nelle città, l'inquinamento, l'invecchiamento della popolazione, l'accesso alle cure, la mancanza di attività fisica, il consumo di tabacco, la sedentarietà, quindi tante cose che contribuiscono poi a far aumentare queste malattie. E qui vediamo anche delle cose, direi, molto importanti, come stanno andando, qual è il trend di queste malattie, vedete le più importanti, malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, obesità e tumori, in 4 aree del mondo. La colonna blu 2002, rossa 2010, previsioni per il 2030 e vedete che in tutte e 4 le aree del mondo, Stati Uniti, Brasile, Germania, quindi Europa e Cina, c'è un progressivo aumento di tutte queste malattie, in particolare le malattie correlate all'obesità, per esempio negli Stati Uniti, per esempio in Brasile, con l'accesso anche a un'alimentazione scorretta, e per esempio in Cina, dove è aumentata l'obesità, è aumentato il diabete, ma sono aumentati anche per fattori ambientali, inquinamento anche tanto, e aumenteranno tanto i tumori. Quindi in tutte le 4 aree, diciamo, chiave del mondo c'è un aumento progressivo più o meno marcato di queste malattie. Se noi andiamo a vedere le malattie più importanti, per esempio l'obesità giovanile, l'obesità tra i bambini, tra i giovani, questo in tutte le aree del mondo. Questa è l'Europa, vedete che in blu sono l'andamento dal 1980 al 2008-2016 negli uomini, azzurro, arancione nelle donne, e vedete che nell'arco degli anni sono aumentati i casi di obesità infantile,
sia negli uomini e soprattutto nelle donne, in tutte le aree del mondo, in particolare in Europa, in particolare nelle zone ad alto reddito dell'Occidente, ma anche in Oceania, ma anche in America Latina, ma anche in Cina o nell'ex blocco dell'Unione Sovietica. Questo perché è aumentato l'accesso a cibo, a calorie, e è aumentata anche la sedentarietà. Diabete tipo 2 nei giovani, negli Stati Uniti, vedete, sia nei ragazzi ma soprattutto nelle ragazze c'è stato un progressivo incremento nel corso degli ultimi anni. E in Italia non stiamo bene per niente, perché se andiamo a vedere l'obesità infantile, vediamo che il nostro paese in Europa si mette al 4° posto tra i casi di obesità infantile. Ci sono delle regioni in Italia in cui il problema dell'obesità infantile è molto più marcato che in altre. Per esempio, vedete le regioni dell'Italia meridionale, Campania, Calabria, Puglia, Lazio, dove l'obesità infantile arriva addirittura al 40% dei bambini. Questo è un grandissimo problema, perché i bambini obesi oggi saranno gli obesi di domani e saranno i cardiopatici nemmeno di dopodomani, forse anche di domani lo stesso. E quindi questo è un grandissimo problema. Grandissimo problema che abbraccia tutte le aree del mondo, tant'è vero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'ONU si preoccupano di questo e stanno certamente incoraggiando delle politiche sanitarie comuni che servano. Questo è un obiettivo dei tanti obiettivi che ha l'ONU per il 2030, assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. Per tutti, cioè per tutti, dall'Africa equatoriale a New York, a San Daniele, e per tutte le età, cioè dal neonato al centenario, cosa che non è facile. Vediamo un po' di dati, io non mi voglio dilungare troppo, ma qualche spunto di riflessione. Allora, alla fine degli anni 90 cominciano a apparire i primi studi che dicono che l'effetto della dieta e dell'esercizio fisico sulla prevenzione del diabete è importante. Qui è uno studio cinese, avevano preso più di 100.000 persone con rischio di diabete, si è visto che controllando la dieta e l'esercizio fisico si è visto che chi non faceva niente o faceva poco sviluppava il diabete, e chi invece controllava la dieta e l'esercizio fisico non lo sviluppava. Quindi, mentre il 66% delle persone che non facevano niente sviluppavano il diabete, solo il 45% delle persone che invece agivano sulla dieta e l'esercizio fisico sviluppavano il diabete. Poi qui c'è stato uno studio molto importante, che è uno studio che è il cosiddetto DPP, che è stata una pietra miliare degli studi sulla prevenzione del diabete. Si sono viste circa 3.000 persone con predisposizione al diabete, e sono stati messi in gruppi, chi non faceva nulla, chi faceva una correzione dell'attività fisica, dieta, esercizio fisico, e chi faceva la metformina, cioè un farmaco che si utilizza per curare il diabete in fase prediabetica. Ebbene, si è visto che chi era sottoposto a un intervento sullo stile di vita sviluppava diabete molto meno addirittura di chi usava un farmaco, come a dire che l'esercizio fisico nella prevenzione del diabete è più potente del farmaco stesso. E questa è stata una pietra miliare in questi studi che poi sono andati avanti, ne sono stati fatti altri. Come vedete, in questa revisione critica si è visto che praticamente, vedendo tanti studi che misurano l'attività fisica, comunque c'è circa un 50% di riduzione di nuovi casi di diabete nelle persone che fanno attività fisica. Quindi studi che vanno tutti nella stessa direzione in varie parti del mondo. Ma uno si chiederà, ma è possibile che la dieta faccia tante cose? Certo, la dieta fa tante cose, l'esercizio fisico lo stesso. Che cosa fanno? C'è qualche cosa in comune, e quello che è in comune, si è visto, è una infiammazione a basso grado che sostiene tante malattie che apparentemente non hanno nulla a che fare tra loro, ma invece hanno molto a che fare. Per esempio il cancro, per esempio il diabete,
l'obesità, le malattie cardiovascolari e addirittura l'invecchiamento. Hanno tutti in comune qualcosa, questo grado di infiammazione, diciamo, che cova sotto la cenere, ma che viene sostenuto da cattivi stili di vita, errata alimentazione, sedentarietà, il fumo e quant'altro. Quindi agendo su alcuni stili di vita noi in realtà facciamo del bene a tutto il nostro organismo. Questa ve la metto soltanto per farvi vedere, perché parla di obesità, fattori di rischio e malattie croniche, come l'obesità che sta qua su, cioè l'aumento dell'adipe sulla pancia, che è quello che determina il rischio cardiovascolare, in realtà ha tantissime conseguenze che arrivano poi a dare l'ictus, le malattie cardiovascolari, le malattie renali, le malattie osteoarticolari, il diabete, la cirrosi, l'infarto e quant'altro, come se fossero tutte in fondo correlate l'una con l'altra. Tumori. Io sono internista, mi interessa un po' di tutto e quindi vi parlo anche un po' di tutto. C'era un ruolo dell'attività fisica nella prevenzione dei tumori. In realtà i primi studi erano stati pubblicati nel 2000 e dicevano che probabilmente, qui vedete c'era un punto di domanda, ma l'attività fisica previene i tumori? In realtà le risposte sono state date da molti studi, per esempio questo nel 2016 che diceva che l'attività fisica riduce l'ictus, riduce l'infarto, ma riduce il diabete, ma riduce anche il carcinoma del colon e il carcinoma della mammella. Come? Che relazione c'è? La relazione è complessa perché il rischio di neoplasia la fanno tanti fattori, gli ormoni sessuali, le attività ormonali, l'insulina, la resistenza insulinica, i fattori dell'infiammazione, l'immunità, sono tantissimi fattori, però c'è un filo comune che lega l'attività fisica alla prevenzione del cancro, l'intervento sugli ormoni riproduttivi, gli ormoni sessuali, sull'insulina e tutti gli ormoni correlati alla funzione metabolica, l'infiammazione, la funzione immunitaria. Tutti questi operano in direzione di una prevenzione del cancro e noi siamo abituati a guardare i fatti e i fatti sono dati dagli studi scientifici. Questo studio, per esempio, mette insieme tutti gli studi che sono stati fatti su un argomento, si chiamano meta-analisi. Questo è uno studio di 45 lavori che ci dice che c'è una forte evidenza per un'associazione tra l'attività fisica intensa e la riduzione del rischio di tumori. Quali tumori? Vescica, mammella, colon, endometrio, esofago, rene e stomaco, con una riduzione del rischio di circa il 10-20%, come dire 10-20% di questi tumori potrebbero essere prevenuti e addirittura fino al 40-50% potrebbero essere rallentati dall'attività fisica, per esempio la mammella, il tumore del colon retto e della prostata. Ma come fa l'attività fisica a ridurre il rischio di neoplasia? Vi ho detto ci sono tanti motivi, la riduzione dei fattori di crescita, la riduzione dei fatti infiammatori, il fatto che per esempio con l'attività fisica si aumenta la motilità intestinale, quindi si riduce il tempo di contatto tra sostanze che stanno nell'intestino e potrebbero essere cancerogene e soprattutto un fattore che è comune anche allo sviluppo di cancro che è l'obesità. L'obesità che è una malattia che sì determina il diabete, determina l'aumento del rischio cardiovascolare, ma aumenta tanto il rischio di tumori. E questo studio, che non vi commento se non per dirvi che è stato fatto nel 2016 un grosso studio di revisione che ci dice che c'è un numero enorme di tumori che possono essere prevenuti o controllati con l'attività fisica e addirittura c'è l'evidenza che per esempio il tumore del corpo uterino e il tumore del corpo della mammella sono quelli che fra i tanti possono usufruire di più dell'attività fisica. Cambio argomento. La salute mentale, vedete cosa c'entra? C'entra e come? La demenza, i disturbi cognitivi saranno o sono già purtroppo
una delle malattie di cui la nostra società soffrirà di più. L'aumento della vita media porta a un incremento progressivo di casi di demenza, purtroppo nella popolazione anziana e anche meno anziana. In futuro non andrà meglio, perché si pensa che nel 2050 i casi di demenza raddoppieranno, forse triplicheranno. E allora noi dobbiamo trovare un sistema per cercare di fermare questa prospettiva che non è niente bella, se poi pensiamo che la nostra è una società che si sta frammentando, che è difficile trovare persone che si prendono cura delle persone con decadimento cognitivo. Quindi noi dobbiamo fare di tutto per prevenire la demenza. Ebbene, si è visto che l'attività fisica previene il decadimento cognitivo e previene i disturbi mentali. Addirittura si dice che non disponendo in questo momento di farmaci che possono prevenire o rallentare l'Alzheimer o malattie correlate, certamente si può agire sull'attività fisica, perché è stato dimostrato che l'inattività fisica, la sedentarietà, è associata con incrementata incidenza di demenza, per meccanismi che oggi non sono chiari, ma quello che è chiaro, e anche qui vi porto dati e non così sentito dire, questo è un recentissimo lavoro che è uno studio che analizza tanti altri studi, che mettono insieme 250.000 partecipanti, che dice che l'attività fisica si è significativamente associata con una ridotta incidenza di Alzheimer e demenze da tutte le cause, indipendentemente dalla tipologia degli studi, della lunghezza dello studio e dell'età. Come a dire che l'attività fisica comunque sia, è sempre e comunque un fattore protettivo per la demenza e le malattie di Alzheimer, tant'è vero che bisognerebbe studiare appunto strategie perché l'attività fisica entri come un farmaco un po' nella vita di tutti. Depressione, che non è un problema minore. La depressione anche questa è una malattia in aumento, soprattutto negli anziani, soprattutto negli uomini, ma abbiamo visto col Covid, col lockdown, nei bambini, nei giovani è stato un disastro e se ci fosse stata necessità di una prova, abbiamo visto che l'inattività fisica, il confinamento ha aumentato a dismisura i disturbi mentali, la depressione e anche i decadimenti cognitivi. Anche qui questo studio, che mette insieme tanti altri studi, vede che ci sono grandi benefici sulla salute mentale dei depressi, soprattutto se riescono addirittura da una completa inattività fisica fare un po' di attività fisica, a volte basta veramente poco. Mi interesso di geriatria, guardo un po' il mondo degli anziani, questa è la situazione italiana, previsioni demografiche per fasce d'età. Noi andremo in un futuro niente roseo. Nel 2060 la popolazione ultra 85enne sarà il 9% della popolazione, cioè 9 su 100 abitanti avranno più di 85 anni e poi ce ne saranno tanti che ne avranno un po' meno. Ma avere un 10% di ultra 85 anni nel giro di 30-40 anni ci pone grossi problemi a tutti quanti. Uno dei problemi più grossi degli anziani è la caduta e le fratture. Chi ha anziani in casa sa bene quanto questo sia un grosso problema e il rischio di caduta e fratture è molto elevato nelle persone di età superiore ai 65 anni e chi è caduto una volta rischia di cadere ancora, soprattutto se sono persone che stanno nelle case di riposo, istituzionalizzate e che hanno altri fattori di rischio. Ebbene, anche qui l'analisi di tantissimi studi evidenzia che l'esercizio fisico riduce il rischio di caduta e quindi i programmi di esercizio fisico che riducono le cadute devono essere considerati, anche perché ridurre le cadute vuol dire ridurre l'ospedalizzazione delle persone. L'esercizio fisico previene la disabilità, nel senso che se una persona, questo omino blu, fa sempre esercizio fisico, probabilmente non arriverà mai, a meno che non succeda qualche cosa, a, avere una perdita di autonomia.
Se invece una persona non fa esercizio fisico ed è sedentaria, arriverà a un certo punto a perdere l'autonomia. Se una persona, e la linea verde continua, inizia l'attività fisica, probabilmente riesce a deviare questa curva verso l'alto, non sarà mai come quello che l'ha fatta sempre, però ha un buon successo perché non arriva in questa fascia rossa, ma probabilmente anche quello che inizia in età avanzata un esercizio fisico qualche beneficio lo ha. Quindi ciò vuol dire che i benefici dell'esercizio fisico sono evidenti anche in quelli che iniziano l'attività fisica anche in età avanzata. Cosa vuol dire età avanzata? Vuol dire 80 anni. Cioè vuol dire che se uno non ha fatto mai niente tutta la vita e a 80 anni comincia a fare qualche cosa, va sempre bene, quantomeno aumenta la forza muscolare delle gambe, quantomeno riduce il rischio di caduta, che non è cosa da poco. I benefici dell'attività fisica sono tanti, prevengono numerose malattie, prevengono le complicanze della sedentarietà, migliorano e mantengono l'autonomia, migliorano sicuramente la qualità di vita. Abbiamo visto le persone che fanno attività fisica insieme, in gruppo, sono contente di andare, escono di casa, socializzano, riducono diciamo lo stress, ma riducono anche la monotonia di tutti i giorni e riescono a fare cose anche con gli altri e sono contente. Tutto questo migliora lo stato di salute, migliora le performance anche intellettive e riduce naturalmente i costi sanitari. E i benefici, e questo è importante dirlo, sono evidenti in tutte le classi di età, dagli anziani in salute a quelli più fragili. E a proposito di questo, la Società Italiana di Geriatria ha prodotto, e c'è online, una serie di esercizi che sembrano banali, però per le persone anziane sono molto importanti, che come vedete non hanno bisogno di grande attività fisica, sono semplicemente esercizi che si possono fare al posto, cioè allenamento sui muscoli della gamba o semplicemente alzarsi e risedersi 3 o 4 volte. Comunque sia, è un'attività che previene il depauperamento, la sarcopenia si chiama in termine tecnico, del muscolo nella persona anziana. E concludo con questa cosa che a me ha colpito molto, che è il progetto di cui ha parlato il dottor Moss. Allora, una decina di giorni fa siamo stati invitati in regione perché è stato pubblicato la nuova versione del sito sull'invecchiamento attivo, quindi un sito che su internet c'è, un sito molto bello, dove ci sono tutte le leggi regionali, comunali, le attività che si fanno in regione per prevenire il decadimento fisico e per migliorare la qualità della vita a tutte le età, ma soprattutto per mantenerci attivi. Ci sono gli indirizzi e le attività di una cinquantina di associazioni che operano insieme con la Regione per vari progetti a livello locale. È un sito molto bello anche perché in questo sito è compreso questo progetto dei 10.000 passi di salute. Io ho visto l'opuscolo, è bellissimo, va sicuro. È una guida con, mi pare, 59-57 percorsi in varie zone del Friuli, veramente molto bello, che ti viene proprio voglia di fare e che ti consente di fare quel minimo di attività fisica, però 10.000 passi che abbiamo visto quanto possono essere utili. Quindi non è la prescrizione di un esercizio fisico codificato, semplicemente andarsi a fare una passeggiata in posti, fra l'altro assolutamente bellissimi. Con questo concludo e vi ringrazio tutti per l'attenzione. Io ringrazio ancora l'Università di Udine e chiuderei questo ciclo di incontri rimandando il video che assieme all'Università e al Rettore abbiamo realizzato, si intitola San Daniele per un domani sostenibile, un patto per lo sviluppo del territorio. Questo è il suggello, insomma, di quello che è stato questo percorso che mi riprometto assieme all'Università di poter proseguire anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni.
Quindi ci salutiamo con questo video molto carino. Per un domani sostenibile, un patto per lo sviluppo del territorio. Grazie, al prossimo incontro e buona serata a tutti.